in giro vengono fatte agli studenti che andrebbero tutelati di più, a quelli che sono in una posizione più fragile. La protesta degli studenti del sindacato Udu di Ca' Foscari fuori dal Teatro Goldoni a Venezia, mentre dentro è in corso l'inaugurazione del 158° anno accademico. Le oltre 1900 borse di studio, ancora non finanziate negli ultimi 3 anni, agli studenti meritevoli e aventi diritto, la ragione del presidio pacifico studentesco. Siamo qui appunto per chiedere alla Regione di coprire totalmente le borse di studio a Venezia e in Veneto e ovviamente all'università anche quest'anno di farsi carico di questo peso. E come facciamo a vivere e a continuare a vivere in Veneto se non possiamo in questo momento pagarci gli studi? Il futuro si prepara con merito, inclusione e responsabilità, echeggia dal palco il presidente del Veneto, Alberto Stefani, annunciando la volontà di liquidare le citate borse di studio rimaste finora vacanti dei promessi fondi. Abbiamo messo a disposizione più di 10 milioni di euro che ovviamente nel corso del tempo sono stati in parte utilizzati, in parte saranno utilizzati prossimamente e ovviamente sono destinati agli idonei che non hanno ancora beneficiato della borsa di studio. Ovviamente questo è un lavoro che stiamo svolgendo insieme all'assessorato competente, quindi l'assessore Valeria Mantovani. Nell'ultimo anno di mandato la rettrice Tiziana Lippiello indica anche la missione dell'Ateneo: formare laureati e laureate capaci di leggere e anticipare il cambiamento, migliorando la vita di studio e di lavoro e rafforzando la collaborazione con imprese e istituzioni. La prossima sfida è lavorare di più con il tessuto imprenditoriale locale e creare un dialogo più costante. In uno scenario segnato da instabilità, l'università, sottolinea la rettrice, deve restare presidio di democrazia guidata da coesione, condivisione e coerenza. E voglio ringraziare tantissimo l'Ente per il diritto allo studio, perché in questi anni abbiamo lavorato fianco a fianco, in perfetta sintonia, e per le residenze studentesche, che è stata una componente importantissima del mio mandato.